Il Consiglio pastorale diocesano dell'Arcidiocesi di Agrigento interviene sulla crisi idrica nel territorio dell'Arcidiocesi. Il nostro grido sale al cielo come una supplica insistente, come la vedova che non si stanca di chiedere giustizia, anche di fronte al giudice che sa di essere corrotto. La nostra comunità cristiana, ispirata al profeta Isaia, è chiamata a essere voce dei senza voce, a denunciare ogni forma di ingiustizia e a portare la speranza del Vangelo. La crisi idrica che colpisce la nostra terra non è solo un problema tecnico, ma una ferita aperta nel cuore della nostra comunità. Mentre i media parlano di crisi idrica in termini astratti, noi vediamo i volti concreti di questa emergenza. L'anziana Angela costretta a letto, Michele e la sua famiglia che lottano per sopravvivere, Calogero, Antonella. Dietro ogni nome c'è una storia di dignità umiliata e di speranza affievolita. La nostra comunità cristiana è una famiglia, siamo uniti da un unico Padre e chiamati a prenderci cura gli uni degli altri. Portiamo la nostra fede sulle strade, traducendola in opera concreta. È importante che la nostra Chiesa sia esempio di grido pacifico ma convincente, affinché all'ingiustizia non si aggiunga altra sofferenza. Il Consiglio pastorale diocesano per sua natura è attento ai segni dei tempi e si sente coinvolto nelle situazioni di vita del popolo agrigentino e ne condivide le ansie e le attese. Inoltre, quale espressione della Chiesa particolare promuove e condivide tutte quelle iniziative più adatte per la rinascita spirituale, morale e sociale delle popolazioni agrigentine. Questo quanto scritto in un comunicato del Consiglio pastorale diocesano dell'Arcidiocesi di Agrigento.